Ciao amici, allora sono ancora con la gamba ferma, con le stampelle, quindi oggi faremo un test di un accessorio per la GoPro molto interessante che si chiama il dome. Il dome è quella cupola di vetro, di plastica, di materiali simili che si mette davanti alla GoPro e serve per creare quell'effetto di divisione tra dentro e fuori dall'acqua, cioè sopra e sotto rispetto al livello del mare. Perché con la GoPro non lo possiamo fare? L'obiettivo di una GoPro è veramente piccolo, quindi a meno che non avessimo l'acqua proprio fermissima, cosa impossibile, la GoPro immobile, non vedremo questo effetto, cioè l'effetto che vediamo di movimento è troppo veloce. Quindi col dome possiamo vedere quello che è il livello del mare separando la parte fuori dall'acqua da quella che è dentro l'acqua. Apriamo lo Shoot 2.0, Dome Port per la precisione. C'è un po' di vento, vediamo di non far volare via le cose, qui abbiamo le istruzioni, si presenta molto bene con questa sorta di velluto. Questo è il dome, include anche un grip molto comodo, galleggiante, da attaccare qui. Queste non sono altro che delle piastrine che bloccano l'umidità nella camera, perché a volte all'interno del case si forma dell'umidità, quindi si appanna. Con questo evitiamo che si formi. Una volta svitate le viti estraiamo il case. Ho messo qui di lato un filtro antiumidità e mettiamo la macchina all'interno del case. Come avete visto negli altri video ho una Eken che ha le stesse dimensioni della GoPro, quindi si possono prendere gli accessori compatibili per chi ha la Eken H8 o altri modelli di Eken, accessori compatibili con la GoPro 4, 3 o 4. Quindi chiudiamo il case. Ecco, questa è una sicura molto interessante perché tiene ferma la macchina molto più di altri dome che ho visto che non l'hanno. Visto che non possiamo arrivare al tasto di accensione, ce l'abbiamo qui. L'altro tasto e l'altro tasto sono tranquillamente usufruibili da lì. Andiamo ad assicurare il grip. Eccolo qua. Questo è l'effetto del nostro case. Solido, robusto, pratico. Andiamo a testarlo in acqua. Il nostro pupo ci aiuterà in questo test. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrices and charts. It's all about bumps in your heart. Ecco il sirenetto pupo. Di questo dome mi piace molto, è bello, metterò il link in descrizione per acquistarlo perché lo consiglio a tutti, è della Shoot ed è il 2.0, la versione più nuova. In questo caso, come ho detto, è compatibile con la GoPro 3 e 4, per la 5 ce n'è un altro, e macchine come la Eken e la mia che hanno le stesse dimensioni sono automaticamente compatibili con questi accessori. Ci tengo a dire che, tra l'altro, essendo staccabile,
lo potete usare anche come pole galleggiante. La cosa che non ho messo oggi ovviamente qui è un leash, che purtroppo non è incluso nella scatola. L'unica carenza che ho trovato, un leash da mettere da qui al polso, in modo che se vi cade mentre siete in acqua a fare qualcosa lo potete raccogliere. Lo riutilizzerò sicuramente, anzi è già diventato uno dei miei accessori preferiti. Vi saluto, ciao!